immagini che sono state fatte non solo alla ricerca di una visione, ma direi suscitano un'emozione. Questo mi sembra un approccio molto importante a quella che è la documentazione del paesaggio. Oh, attenzione, il paesaggio per la nostra comunità nazionale italiana è significativo, perché se andate a vedere la nostra Costituzione, articolo 9, la tutela, la Repubblica tutela, oltre che altri aspetti, la Repubblica tutela il paesaggio e i beni culturali. Quindi siamo nei primi 10 articoli della Costituzione, gli articoli che sono alla base della fisionomia dello Stato e dei diritti del cittadino. Ecco, sì, è abbastanza fluida da questo punto di vista. E quindi mi sembra che ci agganciamo a un elemento non secondario delle nostre caratteristiche di cittadini, dei nostri diritti, no? E Italia Nostra si impegna per questo da molto tempo, ma anche con delle prospettive nuove. Intendiamo collaborare con la direttiva urbana, speriamo di riuscire a fare il primo evento assieme già entro quest'anno. Collaboriamo molto con le scuole di Lignano, Sabbia d'Opera, quindi spero che con gli amici qui del Fotocine Club si trovi anche delle collaborazioni. E concludo con un aspetto che, scusatemi, è un altro aspetto un po' giuridico. La Convenzione Europea del Paesaggio dice che il paesaggio è ciò che viene percepito dalle popolazioni. Attenzione, percepito, non necessariamente solo visto. Quindi la percezione è l'aspetto visivo, ma è anche un aspetto sensoriale, è un aspetto emozionale, è un aspetto di suoni che noi abbiamo sul nostro paesaggio, è un aspetto di odori. A questo punto io direi che anche l'aspetto del gusto, no? che qui è un elemento non secondario, direi che si aggancia molto bene a questo tipo di definizione, che è una definizione